Eder. Mech. Pallister. C'è una cosa che in questa storia suona più assurda di molte ricostruzioni. Liliana Resinovic, a più di 4 anni dalla scomparsa e dal ritrovamento, non riposa ancora davvero da nessuna parte, nel senso letterale del termine. Dal febbraio 2024, dopo la riesumazione, la salma infatti non è più tornata a Trieste. Io la settimana scorsa ero in quel cimitero e non sono potuto quindi andare a vederla, a salutarla, proprio perché non c'è. Oggi lo racconta il fratello Sergio Resinovic, dice che il corpo è ancora a Milano, trattenuto dall'autorità giudiziaria, e che la famiglia non ha ricevuto una spiegazione chiara sul perché non sia stato ancora dato il via libera alla nuova sepoltura. Risultato, in poche parole, niente tomba, niente fiori, niente fine, almeno sul piano umano. E qui arriva il dettaglio che da solo basterebbe a far saltare i nervi a chiunque. Sergio racconta anche di non aver mai potuto vedere il corpo della sorella, nemmeno al momento del riconoscimento. Parla infatti di un riconoscimento fatto tramite una foto su un foglio formato A4 che mostrava solo una parte del volto, quella meno tumefatta. Dice di aver poi chiesto chiarimenti alla procura e di essere pronto a tornare a chiederli perché, a parole sue, si aspettava di essere accompagnato all'obitorio, cosa che poi non è avvenuta. E allora perché questo corpo non torna indietro? L'idea è che finché l'inchiesta resta aperta e finché c'è la possibilità di ulteriori accertamenti, il nulla osta alla sepoltura può non arrivare. La genetista Marina Baldi la mette giù in modo molto diretto: se quei resti possono servire ancora, allora restano a disposizione, e sottolinea un concetto che nel mondo forense è brutale ma reale. Per la scienza, in certe fasi, i resti diventano anche reperti. Se vogliamo trovare un paragone, possiamo passare al caso di Serena Mollicone, dove i resti rimasero a disposizione dell'autorità giudiziaria per lungo tempo dopo la riesumazione. È un parallelismo emotivo prima ancora che tecnico. Famiglie che restano appese senza nemmeno il diritto di chiudere il lutto con una sepoltura. Dentro questa non sepoltura c'è però un'altra partita, che è la partita giudiziaria. Oggi l'indagine sulla morte di Liliana è per omicidio e l'unico indagato risulta essere Sebastiano Visintin. E su questo si innesta un passaggio importante delle ultime settimane. Infatti ricordiamo che la Cassazione ha respinto, dichiarando inammissibile, il ricorso della difesa di Visintin, che puntava a ottenere un incidente probatorio anche su una nuova perizia medico-legale. In pratica la procura e il GIP avevano indirizzato l'incidente probatorio su accertamenti genetici, merceologici e dattiloscopici, ma non su una terza perizia medico-legale complessiva. La difesa ha così provato a forzare la mano e la Cassazione ha chiuso la porta. Ma non solo, ha anche condannato il povero Sebastiano Visintin alle spese e a un versamento alla Cassa delle Ammende. E ci vorrebbe una lente come questa per andare ancora una volta a pensare alla vertebra T2. Infatti il medico Raffaele Barisani, consulente di Visintin, dice che se ci sarà un processo quel punto andrà sicuramente ulteriormente approfondito. Quindi, anche se la terza perizia è stata stoppata in questa fase, il tema medico-legale non è affatto morto e potrebbe riemergere più avanti in aula o in nuovi accertamenti futuri. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.